Preghiera. Per liberare le anime dal purgatorio. Insegnata da Gesù a Santa Matilde. Nel nome del Padre e del Figlio. E dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Io ti prego, o Padre celeste. Perdona le povere anime del purgatorio, perché esse non hanno amato te. Loro Signore e Padre. Che tu, per pura tua grazia, hai fatto tue figlie. E non ti hanno reso quell'onore che ti dovevano. Ma ti hanno allontanato col peccato dal loro cuore, dove tu volevi abitare sempre. Per lavare quei debiti, io ti offro quell'amore e onore che il tuo unigenito Figlio ti ha reso durante tutta la sua vita sulla terra. Tutte le azioni e gli atti di penitenza e soddisfazione con cui egli ha lavato i peccati degli uomini e li ha espiati. Amen. Sia santificato il tuo nome. Io ti supplico incessantemente. O buonissimo Padre, perdona le povere anime, perché esse non sempre hanno degnamente onorato il tuo santo nome, ma invece così spesso lo hanno avuto superficialmente sulla bocca, e con una vita di peccato si sono rese indegne del nome di cristiane. In riparazione di questi loro peccati, io ti offro tutto l'onore che il tuo amatissimo Figlio ti ha reso sulla terra, con la sua predicazione e le sue opere per il tuo nome. Amen. Venga il tuo regno. Io ti prego, amabilissimo Padre, perdona le povere anime, perché esse non sempre e con grande desiderio hanno cercato te e il tuo regno con premurosa diligenza, per riparazione della loro superficialità nel fare il bene. Io ti offro i santi desideri di tuo Figlio, con i quali egli desidera e chiede che anch'esse siano coeredi del suo regno. Amen. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Io ti prego, o benignissimo Padre, perdona le povere anime, perché non sempre hanno sottoposto la loro volontà alla tua, e non hanno cercato di compierla in tutte le cose, ma troppo spesso sono vissute secondo il proprio volere, e così hanno agito per la loro disubbidienza. Io ti offro la perfetta unione dell'amorosissimo cuore di suo Figlio con la tua santissima volontà e la sua profonda sottomissione, con cui egli ti fu ubbidiente fino alla morte in croce. Amen. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io ti prego, amabilissimo Padre, perdona le povere anime, perché non sempre hanno ricevuto il Santissimo Sacramento dell'altare con profondo desiderio, ma spesso senza devozione, o perfino indegnamente, oppure hanno trascurato di riceverlo. Per questi loro peccati, io ti offro la grande santità e la devozione di Gesù Cristo, tuo Figlio, come pure il suo grande amore, con cui egli ci ha fatto questo santissimo dono, e ci ha dato questo altissimo bene. Amen. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Io ti prego, buonissimo Padre, perdona alle povere anime del purgatorio tutti i debiti che esse hanno assunto su di loro con i 7 peccati capitali, e soprattutto perché esse non hanno amato i loro nemici e non hanno voluto perdonarli. Per questi peccati io ti offro l'amorosa preghiera che tuo Figlio ti ha rivolto sulla croce per i suoi nemici. Amen. E non abbandonarci
nella tentazione. Io ti prego, o benignissimo Padre, perdona alle povere anime. Perché esse tanto spesso non hanno opposto alcuna resistenza alle tentazioni e alle loro passioni, ma hanno seguito il maligno nemico e hanno accontentato i desideri della carne. Per questi loro molteplici e diversi peccati io ti offro la gloriosa vittoria di Gesù Cristo, con cui egli ha vinto il mondo, il suo lavoro, le sue fatiche, la sua santissima vita e la sua amara passione. Amen. Ma liberaci dal male e da tutti i castighi, e per i meriti del tuo amatissimo Figlio, conduci le povere anime e noi nel regno dell'eterna gloria, che sei tu stesso. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.